Sono state ribattezzate le ferite del Ponte Vecchio. Ebbene, questa mattina gli operai al lavoro hanno rimarginato le cicatrici, le ferite sul legno della balaustra di quello che è il monumento nazionale di Bassano e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Incisioni stuccate, legno riverniciato, atti vandalici cancellati grazie al lavoro di tecnici e operai specializzati che poi hanno pulito e manutentato anche alcune parti a contatto con l'acqua. Un restyling atteso, programmato e apprezzato da chi ha nel cuore la valorizzazione di uno dei simboli della città e del Veneto. Sono stati effettuati anche dei test sul tipo di vernice della balaustra, visto che tende a scrostarsi. Tutto bene? Quasi. Per quanto riguarda le ragnatele, qua ahimè abbiamo contattato due aziende, ma ormai forse è l'ultima volta che ci eravamo sentiti, che prima da una ventina di giorni, e stiamo attendendo, pur insistendo, giorno sì e giorno no, che ci mandino un preventivo per fare l'incarico e pulire le ragnatele. La somma a disposizione c'è. Interventi che nel 2024 saranno 2 e non più uno solo all'anno. Senza dubbio però ancora pochi. Ecco che da alcuni alpini di passaggio sul ponte è arrivata la proposta di offrirsi per togliere loro con più frequenza le tele dei ragni. Se parliamo di ragnatele a livello di lavoro dal piano di calpestio, nessun problema, cioè se loro si offrono, basta che l'Associazione Nazionale Alpini nel suo rappresentante della sezione di Bassano e Grappa faccia una proposta al comune. Il problema diventa quando invece bisogna cominciare a utilizzare ponteggi o quant'altro, perché lì credo che nessuno si assuma le responsabilità. E per le telecamere suppletive? Niente regalo di Natale a chi chiede più sicurezza nel prevenire e punire gli atti vandalici. I dispositivi arriveranno nel 2024.